Uno dei grandi problemi di Vaia, forse il più grande, è il fatto che ci sono migliaia e migliaia di alberi che hanno lasciato i ceppi. Togliere un ceppo è un'impresa estremamente complicata, lo puoi fare con pale meccaniche, ma lo devi fare appunto migliaia di volte, anche perché guardate qui, questi sono ad esempio i ceppi quando vengono ribaltati con le radici al sole. Insomma, è un lavoro improbo, tant'è che si cerca a questo punto di utilizzare gli esplosivi e di farlo con i maggiori esperti possibili in Italia. Sono decine di migliaia le ceppaie da rimuovere, un'impresa di un decennio, ammesso che si riesca. Un tentativo è quello di rimuoverle con il contributo di esplosioni controllate, grazie anche all'esperienza di Danilo Koppel, grande esperto di esplosivi che ha lavorato per il Ponte Morandi. Per questi interventi normalmente si utilizzano due tecniche. Una è quella classica di forare con una perforatrice, con un trapanone, e inserire parti di candelotto di dinamite. Questa è la dinamite. L'altra tecnica è quella di usare la miccia detonante. Questa è una corda esplosiva, si fa un certo numero di giri intorno all'albero in base al suo diametro e si ottiene un effetto di taglio. La difficoltà è quella di lavorare su qualcosa di inedito e si procede con grande attenzione, un tentativo dopo l'altro, perché per i 41.000 ettari abbattuti da Vaia c'è molto da fare. 3-4 cariche per ogni ceppo, anche per guardare i risultati e poi andare a modificare la densità di caricamento, quindi con più o meno esplosivo. In questo caso è stata usata mezza cartuccia. La cartuccia è una cartuccia 26x200 di dinamite che pesa 152 grammi, quindi siamo a circa 75 grammi di esplosivo, di alto esplosivo detonante. La prova consiste nella prima in una ceppa, un ceppaio praticamente che è ancora ancorato al suolo. In questo caso qua l'albero è stato divelto dal vento, però poi è stato tagliato in un secondo momento per un discorso di sicurezza. Abbiamo inserito una serie di fori che ci ha richiesto praticamente Danilo. Vuole farmeli vedere? Sono praticamente a croce, uno è di qua, uno è di là e uno è di qua, e poi vengono caricate e fatte esplodere. Lo scopo non è quello di polverizzarli, ma di dividerli in tre e poi rimuoverli. Un'azione molto tecnica, supervisionata dal professor Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali al BO. Procede per gradi, soprattutto con le dosi dell'esplosivo, partendo da cariche di piccola entità e adesso aumentando in relazione agli effetti che queste determinano, e quindi per ottenere poi il risultato voluto, che sarà quello di spaccare la ceppaia. Praticamente, in termini pratici, voi adesso trovate la ricetta per disarcionare, spaccare completamente questi ceppi, dopodiché la applicate con un protocollo, vi inventate un protocollo. Sì, lo stiamo costruendo passo passo, proprio come ha detto lei, stiamo realizzando la ricetta in termini di peso di esplosivo e di collocazione dell'esplosivo. Ecco, naturalmente uno dei problemi è verificare con attenzione se ci sono reperti bellici per non fare scoppiare granate inesplose. Basta guardarsi in giro, d'altronde questo è un pezzo di stufa dei soldati della Prima Guerra Mondiale e questo naturalmente è il più conosciuto di tutti dei reperti, ovvero il filo spinato, perché è dopo un secolo e un anno dalla fine della guerra si ritorna a sentire le esplosioni della dinamite.